Buonasera a tutti cari amici, sono Simona Gualtieri e quest'oggi sono qui per parlarvi di un prezioso gioiello, la nuovissima opera di un mio amico, e mi piace definirlo tale, Alessio Patti. Io e Alessio abbiamo collaborato tantissimo in passato, abbiamo realizzato tantissimi progetti ed è una persona alla quale io sono molto legata, perché ha sempre riposto una grande fiducia e un grande affetto nei miei confronti. Quindi innanzitutto io voglio ringraziarlo pubblicamente per questa preziosa opportunità che ancora una volta mi sta dando. Qualche mese fa Alessio mi ha contattata e mi ha chiesto di leggere questo suo nuovo testo. Sto parlando di Abba, la voce del Padre. E io immediatamente, senza pensarci un attimo, non ho potuto che dire di sì. Ho dovuto dire di sì perché nutro nei confronti di Alessio un grandissimo affetto. E così, subito, mi sono addentrata nella lettura di quest'opera. La prima cosa che mi ha colpito, non è una cosa scontata, è il coraggio. Sì, il coraggio con la quale Alessio nel 2024 parla di fede, di religione e di Dio, in un mondo dove Dio forse sembra quasi scomparso. Nessuno più ne parla, se non con accezioni negative. Invece Alessio, con una grande umiltà e con un grande coraggio, parla ancora una volta di Lui. E lo fa con una libertà e con un amore che gli permette di non classificare Dio in qualcosa, non farlo rientrare in una categoria, in un preconcetto, ma renderlo veramente libero. D'altronde Dio è amore e noi tutti facciamo esperienza di Dio. Noi tutti facciamo esperienza di Dio quando permettiamo all'amore di rigenerarci, di stare con noi nel nostro cuore e nel nostro intimo. Ed è questo forse il messaggio che Alessio lascia con quest'opera. Io ovviamente non voglio anticiparvi nulla perché si tratta di un'opera inedita, un'opera che ci pone veramente tantissimi interrogativi. Quando voi leggerete, perché sono sicura che lo farete, avrete la possibilità di interrogarvi, di chiedervi se effettivamente condividete o meno quel pensiero. Io sono stata concorde con Alessio in tantissimi aspetti, in tantissime sfaccettature di quest'opera, ma soprattutto, credetemi, sono stata felicissima di condividere la sua concezione di Dio. Dio è dentro ognuno di noi. Noi tutti siamo un frammento di Dio e non possiamo fare altro nella nostra vita che cercare questo amore e far sì che possa risiedere nel nostro cuore. Dio è un bambino e noi tutti, se lo vogliamo, possiamo tornare ad essere bambini. Possiamo tornare ad essere quel frammento di Dio. Io, in conclusione, vi voglio veramente invitare con tutto il cuore a leggere quest'opera. Vedrete che non ve ne pentirete, perché vi lascerà qualcosa dentro il cuore, qualcosa di indimenticabile e indelebile. Io voglio ringraziare Alessio per avermi permesso di fare questa piccolissima presentazione. Grazie perché mi hai dato un grandissimo insegnamento e sono sicura che lo darai a tutti coloro che leggeranno questa tua bellissima opera. Grazie Alessio e grazie a voi tutti che leggerete. Un abbraccio e a presto. Così sento il frammento di Dio nel mio cuore. Un bambino spirituale che crea, pensa e sogna nel profondo di me stesso. Molte persone percepiscono Dio come padre o madre, ma io lo sento come un'intangibile e quieta scheggia spirituale, vestita dei panni di un bimbo solitario, di un fanciullino che nel suo silenzio mentre ama, crea mistero e parola. Per me,
è un bene che sogna l'amore eternamente, senza distrazioni dalla realtà, consapevole che chi lo ha accolto nel cuore non è un eroe mitologico, ma una creatura fragile e delicata, un uomo. Dio della mia vita è sereno, attende sonnolento le mie emozioni, mentre la mia fede nel sacro divino e nell'amore genera gentilezza e benevolenza. Tutte queste cose nutrono il sonno di Dio in me e l'amore che posso dare e ricevere ogni volta che apro il mio cuore ai sentimenti. Sappiatelo, il Dio del mio cuore non è potente, non ha eserciti e non scende mai in guerra con la sua spada santa, né pensa mai a versare sangue innocente, neppure quello di Caino. Preferisce piuttosto il gioco, la scondità, che è il nascondino di Dio, rimanendo piccolo e indifeso. È un fanciullino debole, il Dio del mio cuore. Non ha la forza per produrre con vigore le azioni della vita, né le spalle robuste per sostenere una croce, ma ha bisogno di tutta la mia partecipazione per operare sostegno e amore. Il Dio del mio cuore è come un bambino che attende una carezza e di essere accolto da un abbraccio umano, dalla dimora del cuore e dal calore vivo dell'anima. Non desidera nulla di più, questo frammento del divino che vive nel mio profondo. Ecco, è il Dio bambino che risiede in me, l'essere spirituale che nel cuore dell'uomo sogna con gioia straordinari momenti d'amore. Le Sacre Scritture presentano Dio a volte come guerriero, altre volte come misericordioso e altre ancora come materno. Ma in realtà, quale tra queste figure rappresenta Dio e il suo vero carattere? Coloro che si avvicinano per la prima volta alla lettura dei libri sacri e ne prendono alla lettera tutto il racconto si trovano di fronte a un bivio. O si perdono nei meandri della religione o rifiutano completamente l'idea che Dio abbia influenzato la storia dell'uomo. Tuttavia, non si può evitare di chiedersi quale tra le tante figure di Dio rappresentate dai redattori delle Sacre Scritture sia quella autentica. La Bibbia non è stata scritta da testimoni diretti del patto tra Dio e il popolo di Israele, ma è stata scritta in seguito da redattori che si sono ispirati ai racconti orali dei capi delle 12 tribù di Israele. I testi biblici hanno infatti una lunga storia di tradizione orale prima di essere messi per iscritto. Queste narrazioni orali venivano tramandate di generazione in generazione e riflettevano le esperienze, le credenze e le storie delle varie tribù di Israele. Nel corso del tempo, queste tradizioni orali sono state raccolte, redatte e consolidate in testi scritti da vari autori e redattori, risultando nella Bibbia come la conosciamo oggi, una raccolta di scritti che possono talvolta sembrare confusi. Dando uno sguardo alla Genesi, per esempio, ci accorgiamo subito che la descrizione di Dio è contraddittoria. In principio, El Shaddai, Dio della montagna, avvisa Adamo ed Eva che la punizione sarà la morte se mangeranno il frutto proibito dell'Eden. Tuttavia, vediamo che dopo il peccato dei primi esseri umani,
quella figura di Dio non è più la stessa. Se ne manifesta un'altra un po' più materna. Yahweh, il Signore, in cerca di loro per aiutarli e castigarli con le afflizioni della condizione umana che tutti conosciamo, ma senza infliggere loro la morte. Perché questo episodio è contraddittorio? Chi dei redattori dice il vero? Quale figura di Dio o del personaggio di Dio è quella giusta? Ovviamente, come si è detto, si sono mescolate le tradizioni orali delle tribù di Israele e i redattori della Genesi, imprecisi, hanno ciascuno presentato la propria versione del carattere e della figura di Dio. Chi è, dunque, il vero Dio? Quello onnipotente che li condanna a morte o quello un po' più materno che li salva? Io direi nessuno dei due, giacché Dio è soltanto Dio d'amore. È Dio del cuore e della fede degli uomini, non soltanto delle sacre scritture. Oggi lo si sente giudicante, domani clemente, ma in realtà egli rimane un mistero inespugnabile e nessun personaggio di Dio, nessun libro e nessun giudizio mio o di altri potrà mai qualificarlo. Dio resta per tutti gli uomini, credenti o meno, colui che è il mistero che solo l'amore sa cogliere. Ecco perché ho sempre sostenuto che quando amiamo Dio siamo noi. Soltanto nell'amore Dio si svela e perde la figura di personaggio.